Benvenuti, oggi è lunedì 5 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:04. La luna sorge alle 6:48 e cala alle 20:56. Oggi si celebra Santa Margherita la Scalza. Il nome Margherita deriva dal greco e vuol dire perla. Veniva dato per sottolineare la luminosità e la bellezza delle bambine. Soltanto nel Medioevo assunse il significato del fiore e da allora gli si dà questo riferimento. Oggi 5 agosto è la giornata nazionale delle ostriche. Le ostriche sono da sempre considerate una prelibatezza e sono apprezzate in diverse tradizioni culinarie in tutto il mondo per la loro salinità unica e consistenza delicata. Ne esistono diverse varietà. Quelle dei mari orientali sono principalmente quelle che producono perle, quando un granello di sabbia o un parassita entra nella conchiglia e viene col tempo ricoperto da strati di madreperla. Tra le più pregiate troviamo le perle Akoya, prodotte nelle acque del mare del Giappone, e le perle di Tahiti. Auguri a Federica Pellegrini, che oggi compie 36 anni. La Divina, come viene chiamata, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventa la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità. Il suo record del mondo nei 200 stile libero è rimasto imbattuto per 14 anni, dal 2009 al 2023. È il record più duraturo della storia del nuoto femminile in vasca lunga. Già prima del ritiro si è dedicata alla televisione, diventando giudice della trasmissione Italia's Got Talent. Diventa oggi 52enne il milanese Alessandro Aleotti, meglio noto come J-Ax. Rapper, cantautore e produttore discografico. Ha fondato il duo hip hop Articolo 31 nei primi anni 90, intraprendendo la carriera solista nel 2006 e abbandonando a poco il rap per abbracciare uno stile sempre più tendente al pop. Sono 77 invece le candeline per Carlo Freccero, critico e autore televisivo. Giornalista, massmediologo e accademico. È stato direttore di Rai 2 dal 1996 al 2002 e dal 2018 al 2019. Si è inoltre dedicato all'insegnamento nel corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, DAMS, presso l'Università di Roma 3. Ha tenuto corsi di linguaggi della televisione generalista e teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo. Secondo la versione ufficiale si è suicidata con 47 pasticche di sonnifero. Nella notte del 5 agosto del 1962, Marilyn Monroe, uno dei più grandi sex symbol della storia, viene trovata morta a 36 anni nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose di pillole. Ma ancora oggi sono molte le ipotesi che circolano sulla sua scomparsa. Ma sapete che l'acqua marina congela a temperature più basse di quella dolce? Infatti nei posti più freddi in inverno il sale viene distribuito sulle strade per evitare che si formi del ghiaccio. Questo perché il sale abbassa la temperatura di congelamento grazie a una proprietà chimica dell'acqua chiamata abbassamento crioscopico. Immaginate se l'acqua del mare fosse dolce e non più salata. Ci sarebbero degli enormi squilibri nel clima, diminuirebbero le correnti marine ed il calore delle acque tropicali non verrebbe più spostato verso i poli. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. La settimana si apre con Venere che entra in Vergine, si fa più seria e ordinata e anche più ragionevole congiungendosi a Mercurio. Ma che significa per i 12? Vediamolo insieme. Ariete, è una Venere che abbandona la posizione di Trigono, quindi forse si fa un po' più meno romantico l'amore, ma decisamente più spartano e con molta voglia di fare le cose nel quotidiano insieme, dividendole col partner. Toro, per voi è una posizione di Trigono, Venere il vostro pianeta, quindi preparatevi a una delle settimane più romantiche dell'anno.
Gemelli, la Venere nel vostro caso è di quadratura, inizia a provocare, a creare un po' di fastidi, tra l'altro tra poco quadrerà anche a Marte e Giove, quindi si salvi chi può. Cancro, la Venere è gentile per voi, è comunicativa, è di terza, promette nuovi incontri, promette nuovi accordi e soprattutto un ritrovato giovane dialogo in amore. Leone, la giornata di oggi prevede una Venere che si fa pratica, che vi porta un po' più fortuna nel pratico, che vi fa avere qualche soldino in più e soprattutto decidere immediatamente come investirlo, se acquistare qualcosa, se firmare un contratto, un patto, un compromesso e soprattutto una meta per le vacanze. Vergine, i protagonisti della giornata siete voi con la bella Venere che entra nel vostro segno zodiacale congiungendosi a Mercurio. Da ora è uno dei periodi più romantici della vostra estate. Ecco, congiungendosi anche a Mercurio riprende però i dialoghi con qualche persona che vi piaceva già e aggiusta le dimensioni contrattuali e gli accordi con l'entourage lavorativo. Bilancia, Venere è anche il vostro pianeta nella posizione in gradi del segno della Vergine e idealmente nella vostra 12ª casa, quindi una Venere un po' più timida, più emotiva, che scava nel profondo e si chiede di tutta una serie di vicissitudini affettive. E mediterete un po' con appunto un po' di spiritualità questa settimana. Scorpione, Venere è amica e soprattutto è nell'area dell'11° campo ideale per voi, quindi una profusione di amici, di incontri, la comunicazione si fa fortunata e seduttiva, va decisamente meglio e ci voleva per voi scorpioni, ancora sole e luna in quadratura, ma oggi sarà comunque una giornata che vi farà sentire meglio, quantomeno nel dialogo e nelle comunicazioni. Sagittario, è una Venere di quadratura per voi, per cui in amore si fa un po' più complicata il tutto, amore che si mischia anche a una delicata situazione lavorativa. Venere che vi ricorda che è il caso di avere più cura di se stessi e del proprio fisico. Capricorno, una bellissima Venere di trigono. Già Mercurio era dalla vostra parte, ma con Venere peraltro avrete molta fortuna sia in campo amoroso, ma soprattutto con Mercurio accanto in campo contrattuale. Avete il coltello dalla parte del manico e potete decidere voi le condizioni senza neanche colpo ferire. Del resto è Venere. Acquario, finalmente oggi l'opposizione della Venere finisce, rimane quella della Luna e del Sole, ma un pianeta in meno contro fa decisamente piacere. Di contro questa Venere auspica bene per tutti i vostri progetti professionali e per tutta la vostra ambizione lavorativa che cresce sempre di più, anche se siete in vacanza e il vostro lavoro continua da sé. Pesci, la Venere entra in opposizione, rincara la dose di Mercurio, per cui sarà un periodo in cui il dialogo e l'amore non sarà proprio l'ideale, per cui cercate semplicemente di prendervi i vostri spazi e di essere semplicemente accoglienti con le istanze del partner. Dono del popolo francese agli Stati Uniti, la Statua della Libertà fu trasportata a New York in tante casse da una nave che dovette fare parecchi viaggi. Era il 5 agosto del 1884 quando fu posata la prima pietra. L'opera venne completata 2 anni più tardi, diventando non solo un simbolo della città, ma dell'intera nazione. Sono proprio offeso, questa me la leggo al dito. Ma legarsela al dito si riferisce a un'antichissima tradizione, secondo cui venivano legate alla mano piccole strisce di pergamena contenenti i precetti religiosi per assicurarsi di non dimenticarli. Inoltre in Turchia i cavalieri legavano un filo d'oro al dito dell'amata come promessa d'amore da non scordare. Col tempo l'espressione ha perso ogni aspetto romantico e indica soltanto la volontà di non dimenticare un torto subito, attendendo il momento della vendetta. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Aveva paura degli aghi, del sangue e degli aerei.
Ma il russo Isaac Asimov, scrittore di fantascienza vissuto nel secolo scorso, volava con l'immaginazione. A lui si devono le famose 3 leggi che regolano i comportamenti dei robot. Cagionevole di salute, morì di AIDS a causa di una trasfusione di sangue infetto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il caso aiuta solo le menti già pronte. Quindi fatevi trovare pronti, perché il caso generalmente ha l'abitudine di non avvertire. Io però vi avverto, vi aspetto qui domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.